Benvenuti all'edizione del telegiornale di Telemare di lunedì 12 febbraio 2018. Partiamo con le commemorazioni per il giorno del ricordo. Dalle Regione l'impegno per divulgare le giuste informazioni e per bloccare ogni forma di negazionismo delle foibe. Si sono svolte sabato 10 febbraio le celebrazioni del giorno del ricordo per commemorare le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra. Diverse sono state le commemorazioni organizzate in tutta la regione, ma indubbiamente più sentita e partecipata è stata la cerimonia che, come ogni anno, si è svolta presso la foiba di Bassovizza, alla quale hanno presenziato le massime autorità civili e militari, tra cui la Presidente della Regione, il Ministro della Sanità, il Sindaco e il Prefetto di Trieste, oltre ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'Arma e degli esuli, con il picchetto del Reggimento Piemonte Cavalleria, una rappresentanza della 10ª MAS e 800 alpini. Tra i partecipanti erano presenti anche 500 ragazzi degli istituti superiori coinvolti in un progetto di trasmissione della memoria e tanti rappresentanti della società civile, accorsi per ricordare i propri cari o semplicemente per omaggiare le vittime del comunismo titino che provocò la morte di oltre 20.000 italiani e l'esodo di più di 250.000 persone dai territori un tempo italiani. Dopo la bandiera solenne c'è stata la deposizione di corone commemorative ai piedi del monumento, alla quale sono seguite la celebrazione della Santa Messa di suffragio, officiata dall'Arcivescovo di Trieste, Monsignor Giampaolo Crepaldi, e la lettura della preghiera per gli infoibati. La cerimonia è stata chiusa dalla lettura di alcune poesie da parte di studenti provenienti anche da altre regioni d'Italia. La Regione ha espresso l'auspicio di aumentare l'impegno delle istituzioni per radicare nella coscienza popolare la conoscenza delle tragedie delle foibe e dell'esodo dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, facendo sapere che ci furono persecutori e vittime attraverso un'opera di custodia e divulgazione della storia che condanni tentazioni negazioniste o strumentalizzazioni. Parole che, a fronte delle esternazioni e di alcuni striscioni inneggianti a Tito esposti da sedicenti antifascisti proprio durante il giorno del ricordo, assumono un peso ancora maggiore e dovrebbero quanto prima trovare attuazione affinché si blocchi ogni forma di negazionismo e le vittime delle foibe e dell'esodo ricevano il giusto ricordo e omaggio. Diversi saranno gli impegni che la Protezione Civile regionale affronterà nei prossimi mesi. Il Sistema regionale di protezione civile del Friuli Venezia Giulia parteciperà alla campagna nazionale Io non rischio 2018. È quanto ha deciso la Giunta regionale, autorizzando nel contempo la partecipazione alla campagna Io non rischio scuola, che si svolgerà al Centro di Formazione Nazionale della Croce Rossa Italiana del Lido di Jesolo dal 15 al 17 febbraio. La Protezione Civile regionale parteciperà anche all'esercitazione denominata Neiflex, che simulerà un'alluvione nel nord-est Italia, nei bacini dei fiumi Livenza, Tagliamento e Isonzo, e si svolgerà dal 5 al 10 giugno, sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha anche finanziato il progetto. Per la partecipazione alle 3 iniziative è stata autorizzata la spesa complessiva presunta di 20.000 euro a carico del Fondo regionale per la protezione civile, fondi che saranno poi rimborsati dal Dipartimento nazionale. La Protezione Civile della Regione ha il compito di coordinare e promuovere le esercitazioni, le attività di addestramento e di formazione e la prevenzione sul territorio per verificare il sistema e l'efficienza operativa delle risorse umane e materiali da impiegare durante le emergenze, al fine di affinare il coordinamento, l'organizzazione logistica e il sistema di comunicazioni sulle zone interessate dall'emergenza. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia partecipa da diversi anni alla campagna Io non rischio, buone pratiche di protezione civile, sui temi del rischio terremoto, maremoto e alluvione, per sensibilizzare i cittadini verso una ridotta esposizione al rischio individuale e per fornirgli le giuste informazioni per adottare un comportamento consapevole in caso di necessità. Prorogati i termini per la presentazione delle domande per i prodotti forestali. È stato prorogato al 9 marzo 2018 il termine precedentemente fissato al 20 febbraio per la presentazione delle domande per la tipologia di intervento sulle tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, previsto dalla deliberazione della Giunta regionale numero 2144 del 6 novembre 2017.
La proroga è stata concessa per permettere ai beneficiari di presentare la domanda direttamente sul portale del Sistema Informatico Agricolo Nazionale, il SIAN, che ha riscontrato diversi problemi tecnici nelle scorse settimane, attualmente risolti. È quindi di nuovo possibile compilare le domande sul portale SIAN. Il testo dell'atto di proroga è contenuto nel decreto numero 491 AG4 del 12 febbraio 2018, in corso di pubblicazione sul BUR. La giornata europea del 112 ha aperto le porte del centro operativo della Protezione Civile di Palmanova. Un centinaio di cittadini ha partecipato all'Open Day 112, tenutosi domenica al centro operativo della Protezione Civile di Palmanova, in occasione della giornata europea del 112. Per un'ora, nella fascia oraria tra le 10 e le 14, i visitatori hanno ascoltato un'introduzione generale sul funzionamento del servizio NUE, il numero unico delle emergenze attivo in Friuli Venezia Giulia da aprile 2017. Poi hanno potuto toccare con mano il lavoro quotidiano degli operatori e conoscere il supporto tecnologico che permette di attivare la macchina dei soccorsi con rapidità e professionalità. Hanno partecipato all'Open Day anche le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e gli operatori della protezione civile che hanno invitato i cittadini intervenuti a scaricare l'app salvavita Where Are You, che permette la localizzazione immediata del chiamante per velocizzare le operazioni di soccorso. È attivo il bando che stanzierà 1.300.000 euro per le imprese culturali, creative e turistiche. Scadono il 13 marzo i termini per la presentazione delle domande per accedere alle sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione di nuove imprese culturali, creative e turistiche. Il bando promosso dal programma Porfesser 2014-2020 può contare su un finanziamento di 1,3 milioni di euro e punta a cogliere opportunità di sviluppo del mondo culturale nell'ambito delle offerte private che attengono ai servizi e alla cultura. Nello specifico il bando ha lo scopo di sostenere idee e iniziative dei privati in ambito culturale, rivolgendosi quindi agli aspiranti imprenditori in qualità di persone fisiche o soggetti di diritto privato senza finalità di lucro, che costituiscono un'impresa nel territorio regionale entro i termini previsti del bando stesso. Possono partecipare alle selezioni anche le imprese culturali e creative e le imprese turistiche iscritte alla Camera di Commercio da meno di 2 anni, alla data dell'11 dicembre 2017. Le fondazioni anch'esse iscritte alla REA della Camera di Commercio da meno di 24 mesi e i liberi professionisti che abbiano aperto un'attività da meno di 2 anni. Ogni candidato può presentare un solo progetto, che comunque deve durare complessivamente dai 12 ai 18 mesi. I soggetti finanziati accederanno al servizio di supporto allo sviluppo imprenditoriale attraverso l'assistenza manageriale e tecnica, il supporto alla ricerca di fonti di finanziamento e la ricerca di locali attrezzati e i servizi accessori mediante la consulenza, il leasing e il noleggio delle attrezzature, prestazioni e lavorazioni, beni materiali. Ogni operazione può ottenere un finanziamento di 65.000 euro complessivi, di cui una parte compresa tra 21.000 e 30.000 euro, per i servizi di sviluppo e la restante parte per i servizi di natura accessoria. Area Science Park sarà responsabile del coordinamento tecnico operativo, mentre i servizi di supporto saranno erogati da BIC Incubatori FVG SPA di Trieste, Friuli Innovazione di Udine, Innovation Factory di Area Science Park e Polo Tecnologico di Pordenone. Saranno finanziati circa 20 progetti, e sarà data priorità ai progetti che prevedono collaborazioni internazionali, imprenditoria femminile, l'imprenditoria giovanile e il coinvolgimento di persone disabili. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della Regione, Area Cultura e Sport, sezione Porfes 2014-2020. Lo sportello Informi Impresa ARPA FVG è finalmente realtà. Debutterà mercoledì 14 febbraio a Gorizia lo sportello Informi Impresa ARPA FVG, che fornirà un servizio di assistenza e supporto dalle aziende per offrire collaborazione agli imprenditori per facilitare l'espletamento delle pratiche burocratiche in ambito ambientale, necessarie per l'apertura di un'azienda sul territorio ciontino e della Venezia Giulia. Lo sportello aperto su iniziativa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, insieme all'assessorato all'ambiente, nasce per implementare il progetto già inaugurato e sperimentato nella città di Pordenone. La funzione di Informi Impresa è promuovere la salvaguardia dell'ambiente anche attraverso la costante informazione degli imprenditori, degli operatori
e dei cittadini più in generale, creando una nuova cultura imprenditoriale sempre più attenta alle tematiche ambientali e rispettosa della natura. Gli imprenditori interessati potranno consultare Informi Impresa tutti i mercoledì dalle 14 alle 18 a Gorizia, in via Terza Armata, presso la sede del Dipartimento ARPA FVG. Il progetto si inserisce negli obiettivi di rilancio impresa per promuovere la diffusione delle certificazioni ambientali e lo sportello goriziano sarà un importante strumento per la diffusione di una mentalità sempre più attenta e sensibile all'ambiente. A pochi giorni dal debutto è partito il primo volo dell'elisoccorso notturno. È partito nella notte tra l'8 e il 9 febbraio il primo volo in Friuli Venezia Giulia dell'elisoccorso notturno. La missione sanitaria è stata predisposta dalla Sala Operativa Regionale per l'Emergenza Sanitaria, SORES, alle ore 24 dell'8 febbraio, a seguito di un incidente stradale nei pressi di Aviano che ha coinvolto una persona che presentava i requisiti di gravità per far intervenire anche l'eleambulanza. Il personale dell'autoambulanza che è intervenuta per prima sul luogo dell'incidente ha provveduto a prestare i primi soccorsi e stabilizzare il paziente, per poi trasportarlo d'urgenza alla piazzola predisposta per l'elicottero di Maniago. Il paziente, affetto da un grave politrauma, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Il servizio di soccorso notturno è operativo in Friuli Venezia Giulia dallo scorso 1 febbraio e alla base nel comprensorio dell'Aeronautica Militare di Campoformido. Al Tiare di Villesse, il tiramisù più lungo del mondo ha conquistato il Guinness World Record. 266,9 metri, e questa è la misura del tiramisù più lungo del mondo. Lo hanno certificato ufficialmente i giudici del Guinness World Record che, domenica scorsa, hanno decretato che il tiramisù preparato all'interno del centro commerciale Tiare di Villesse aveva superato il precedente record di 200 metri. Mirko Ricci, organizzatore dell'evento, ha spiegato che sono stati utilizzati 400 kg di mascarpone, 400 kg di panna, 48.000 savoiardi, 420 litri di caffè, 200 kg di zucchero, 3.000 uova e 47 litri di marsala. 30 pasticceri al lavoro per realizzare il dolce di 4 strati perché il regolamento impone che l'altezza minima sia di 8 cm e la larghezza di 15 cm. Per perfezionare le misure, continua Ricci, i pasticceri hanno tagliato a mano 10.100 savoiardi. Alle 17:30 l'annuncio e l'ufficialità della riuscita dell'impresa, che ha regalato a Mirko Ricci il suo terzo Guinness. I 2 precedenti, conquistati per il tiramisù più pesante e grande del mondo, con 3.015 kg e con un profiterol da 150 kg. Moltissime le persone intervenute per assistere all'assemblaggio finale del tiramisù, disposto lungo tutto il percorso del piano terra del centro commerciale e soprattutto per assaggiare una delle 6.000 porzioni in cui è stato diviso il dolce, il tutto allietato dagli spettacoli di comici, ballerini e cantanti. Gesto eroico di un agente della polizia locale di Gorizia che ha evitato l'investimento di alcuni studenti. La prontezza di riflessi di un agente della polizia locale in servizio per sorvegliare il passaggio pedonale delle scuole medie superiori nei pressi di Viale Oriani a Gorizia ha evitato quello che sarebbe potuto essere un brutto incidente. Sono le 13:45 di venerdì scorso e come ogni giorno i giovani studenti appena usciti da scuola stanno per rientrare nelle loro abitazioni. Un gruppo di loro aveva già raggiunto le strisce pedonali per attraversare la strada, quando una Lancia Y, sopraggiunta a forte velocità, si è fermata bruscamente in prossimità del passaggio pedonale per permettere ai ragazzi di attraversare. Secondo quanto racconta il comandante dei Vigili Urbani di Gorizia, Marco Muzzatti, appena gli studenti hanno cominciato ad attraversare la strada, l'automobilista, un giovane di 28 anni di cui non sono state fornite le generalità, è bruscamente ripartito, terrorizzando chi in quel momento si trovava sulle strisce pedonali. Fortunatamente a sorvegliare il passaggio pedonale c'era una vigilessa che, accortasi del pericolo, si è lanciata sul cofano dell'automobile impazzita per fermarla. L'automobilista quindi non ha potuto fare altro che frenare. Il conducente, apparso subito in evidente stato di alterazione, è stato condotto al San Giovanni di Dio per gli accertamenti di rito, che hanno rilevato che l'uomo guidava sotto gli effetti di non meglio definite sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato denunciato e gli sono state anche comminate diverse sanzioni per non aver rispettato il codice della strada. Il sindaco Rodolfo Ziberna, dalla sua pagina Facebook, ha espresso i suoi personali ringraziamenti alla gente, dichiarando la volontà di incontrarla presto per omaggiarla di persona.
Un vero e proprio arsenale è stato scoperto e sequestrato tra Duina Aurisina, Monfalcone e Turiacco. La polizia ha perquisito 3 abitazioni a Duina Aurisina, Monfalcone e Turiacco, scovando un vero e proprio arsenale composto da un lanciarazzi di tipo militare pronto per l'utilizzo, una pistola mitragliatrice Scorpion, anche questa di tipo militare con relativo caricatore e munizioni, e altre 2 pistole con decine di proiettili. Alcune armi sono state ritrovate nell'abitazione monfalconese di un odontotecnico 55enne e di suo figlio, uno studente universitario di 26 anni. Diverse altre sono state rinvenute in una villetta da loro utilizzata a Duino e altre ancora sono state trovate a Turiacco, nell'abitazione di un altro complice attualmente irreperibile. Gli inquirenti, analizzando alcuni particolari, hanno escluso la pista amatoriale e stanno vagliando diverse ipotesi investigative, dalla possibilità che i 3 indagati preparassero altri criminali al commercio di contrabbando a gruppi organizzati. Al momento comunque non ci sono elementi concreti che possano ricondurre alla matrice terroristica. Il ritrovamento dei lanciarazzi e della pistola mitragliatrice in ogni caso hanno fatto scattare immediatamente le manette perché la loro detenzione è vietata dalla legge, in quanto considerate attrezzatura da guerra. Parte della merce era stata rubata ad un privato residente nella provincia di Treviso, ma è soprattutto delle armi da guerra che si vuole accertare la provenienza. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica di Trieste, che lavora con il supporto della Squadra Mobile di Gorizia, del Nucleo Regionale Artificiari della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica di Trieste. Rapinatori all'opera in una farmacia del Monfalconese. 2 uomini con il volto coperto hanno rapinato la farmacia Sant'Antonio di Via Romana, a Monfalcone. È accaduto lo scorso venerdì alle 19, mentre in farmacia erano presenti, oltre al personale, anche diversi clienti, che in pochi minuti hanno dovuto assistere inermi ad una vera e propria rapina a mano armata. I malviventi di corporatura esile, con l'accento del nord Italia, sono entrati, si sono subito diretti verso la dottoressa più vicina alla cassa e, mostrandole la canna della pistola, le hanno chiesto di consegnargli l'incasso della giornata. Ottenuto il denaro, i 2 rapinatori si sono subito dileguati, scappando a piedi, ma la vicinanza della farmacia alla stazione non fa escludere che i 2 si siano serviti di un treno, oppure che siano stati aiutati da un complice con un'auto. Secondo i carabinieri, i 2 rapinatori avrebbero agito quando nella farmacia erano presenti anche dei clienti per puntare sull'elemento psicologico di chi si trova a dover gestire una situazione di pericolo con la responsabilità dell'incolumità, oltre che del personale, anche dei clienti. Strategia efficace in quanto il sistema d'allarme collegato con le forze dell'ordine è infatti scattato soltanto quando i malviventi erano scappati e i clienti erano in salvo. Pochi giorni fa un'altra farmacia e una parafarmacia sono state rapinate a Trieste e le forze dell'ordine stanno indagando per capire se le rapine sono state compiute dagli stessi malviventi. Il personale della farmacia Sant'Antonio, comunque, non si è lasciato fermare e sabato, a poche ore dalla rapina, ha ospitato l'iniziativa nazionale del Banco Farmaceutico. Si terranno martedì 13 febbraio le premiazioni per il concorso di pasticceria creativa Dolci Passioni in Merletto. La Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, la cui mission è promuovere e valorizzare la tradizionale arte locale del merletto a fuselli, ha organizzato un concorso di pasticceria creativa che consentirà ai partecipanti professionisti del settore di dare un libero sfogo alla propria fantasia, realizzando prodotti di pasticceria con caratteristiche organolettiche di livello e con forme e decori riconducibili ai motivi tradizionali del merletto goriziano, nel rispetto della tradizione e degli elementi di innovazione. La Fondazione, per promuovere la sua attività, ha elaborato un progetto di sviluppo e commercializzazione delle lavorazioni in merletto, inaugurando a Gorizia uno showroom o punto vendita chiamato Merletto Goriziano. L'iniziativa ha prodotto un buon ritorno d'immagine e si è così deciso di coinvolgere i laboratori artigianali e le aziende in una collaborazione volta alla produzione di prodotti tipici che richiamassero i merletti goriziani. Le creazioni dolciarie vincitrici saranno acquistabili nell'ambito delle tradizionali manifestazioni locali e all'interno del punto vendita Merletto Goriziano. Oltre al bando rivolto ai professionisti del settore dolciario, è prevista anche una sezione amatoriale e fuori concorso. Tra le sezioni previste: torte, biscotti e pasticceria secca, cioccolato e cioccolatini. A ogni opera i concorrenti abbineranno una breve descrizione delle caratteristiche e della decorazione. Verranno premiati 2 dolci per ogni sezione.
e sarà poi prescelto il vincitore assoluto, cui verrà attribuito il riconoscimento di dolce rappresentativo del merletto goriziano. La cerimonia di premiazione delle opere in concorso è in programma per il pomeriggio di martedì 13 febbraio alle ore 17:30 nella sala della torre della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Martedì 13 febbraio alle ore 15 al Kulturnidom di Gorizia ci sarà il Carnevale dei Bambini Comigo Baby. E sempre martedì 13 febbraio i Pirati dei Caraibi sbarcheranno a Gorizia con il Carnevale Piratesco che si svolgerà dalle ore 15 alle 17 a Piazzutta con giochi, animazione, sfilata delle maschere e premiazione finale. In caso di maltempo la festa si terrà negli spazi interni dell'oratorio di Piazzutta. Ed ora le previsioni meteo. Martedì 13 febbraio cielo nuvoloso con piogge deboli al mattino, in giornata nubi sparse con graduali schiarite. I venti saranno deboli e proverranno da nord. Mercoledì 14 febbraio gelate notturne in pianura, in giornata tempo soleggiato. I venti saranno deboli. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo telegiornale di Telemare.